esistono persone che lavorano e le esigenze delle persone sono sempre le stesse, di essere riconosciuti nella propria dignità, nella propria possibilità e capacità di partecipazione. Non numeri o braccia, ma persone, donne e uomini che operano con dignità e che per questo possono sviluppare al meglio i propri talenti. Una visione della produzione che è stata al centro di un incontro organizzato dalla CISL di Belluno e Treviso, consapevole dei cambiamenti. E rileviamo che non c'è un'adeguata velocità dei lavoratori in grado di stare al passo con il mondo del lavoro che cambia. C'è una necessità delle imprese di modernizzarsi, di cambiare, di accelerare i processi di digitalizzazione delle imprese stesse. Lavoro che cambia è lavoro da cambiare. Dopo almeno 40-45 anni dall'avvento da un lato della globalizzazione e dall'altro della terza rivoluzione industriale, le cose per quanto riguarda le prospettive del lavoro, ma in particolare l'organizzazione del lavoro, sono radicalmente mutate. E questo non si riesce a farlo capire alla gente comune e soprattutto agli imprenditori. E il primo concetto da cambiare è sul coinvolgimento nella produzione. Chi lavora ai diversi strati non deve pensare, perché l'attività del pensiero è esclusivamente proprietà di chi ha in mano la governance. Concetto ancora molto forte in diverse aziende, non solo del nord-est, così come la piaga del lavoro sommerso. Situazioni che direttamente o indirettamente toccano tutti. Stiamo investendo su un mondo che avrà problemi, anche considerando la demografia, avrà problemi sulla previdenza, problemi importanti sulla previdenza. Anziché parlare di salari minimi, perché considerando che i contratti nazionali firmati da CGIL, CISL e UIL già li garantiscono abbondantemente, noi credo che dovremo parlare di rafforzare la contrattazione e la partecipazione affinché, come dice l'articolo 46 della Costituzione, il lavoro si possa elevare.